Tragedia sulla Tofana di Rozes a Cortina, valanga travolge 2 giovani sci alpinisti bellunesi, 23enne muore, salvo il fratello 27enne che ha assistito alla tragedia, un'altra valanga poco prima in Marmolada. Se il virus perde forza vuol dire che è artificiale. Zaia commenta così le parole del ricercatore lombardo per il quale il Covid-19 perderebbe forza durante le mutazioni di questi mesi. Personale opinione ribadisce, ma se va via tanto velocemente qualcosa di artificiale c'è. Nuovo bando di Azienda Zero per assunzioni a tempo determinato di 105 assistenti sanitari, 105 tecnici di laboratorio e 10 medici di malattie infettive. Per il Movimento 5 Stelle in Regione i conti sui decessi da Covid in Regione non tornano, da qui la richiesta di una commissione regionale d'inchiesta sulle RSA. Ancora dati shock sul lavoro, in 3 mesi persi 60.000 posti a termine. Il presidente di Confindustria Venezia durissimo con il governo. Un gruppo di titolari di asili e maestri ha protestato questa mattina davanti alla sede della Protezione Civile. Chiedono certezze, siamo dimenticati il loro sfogo. Aeroporto al minimo, tra Quinto e Treviso 2 mesi senza sorvoli sopra le case, il paradossale effetto per i battaglieri comitati della zona. I droni in sperimentazione a Venezia in questi giorni scoprono i responsabili di numerose razzie sulle barche in sosta, denunciati 2 giovanissimi di 19 e 17 anni. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano a irrompere la cronaca con la tragedia che si è consumata questa mattina sulla Tofana di Rozes a Cortina d'Ampezzo. A perdere la vita una 23enne bellunese sotto gli occhi del fratello 27enne. Il punto, la cronaca nel servizio di Tiziana Bolognani. Il volto di Tommaso Redolfi è esattamente come lo ricordano gli amici, chiusi in un dolore straziante. Gentilissimo, delicatissimo e sempre sorridente, ci dicono, non sono aggettivi di circostanza. In questo scatto Tommaso è in mezzo al blu del mare della Grecia, la sua ultima vacanza la scorsa estate con gli amici più cari, gli stessi ai quali stamattina aveva inviato le foto della sua escursione in montagna con il fratello maggiore Francesco. La notizia della tragedia ha squarciato il silenzio che da 3 mesi avvolge Belluno. Alle 9:30 di questa mattina Tommaso e Francesco, entrambi sciatori esperti, stavano rientrando dalla gita con le pelli di foca sulla Tofana di Rozes a Cortina. Il dramma si è consumato poco sopra il rifugio Giussani, a oltre 2500 metri di quota. Il 23enne, anziché prendere il rientro classico dallo spallone, si è tenuto sulla destra dello spigolo zero, imboccando il canale che porta dietro Punta Marietta. A metà discesa un lastrone di ghiaccio misto a neve lo ha travolto e trascinato per oltre 200 metri sotto gli occhi del fratello che era poco più in alto e ha chiamato i soccorsi. I 2 ragazzi stavano praticando lo sci alpinismo, una gita di fine stagione classica. In questo momento abbiamo condizioni buone della neve, però abbiamo le classiche scariche da caldo, no? Quindi da irraggiamento solare nelle versanti sud-est. Appena l'azione del sole inizia a fare l'azione classica che ha in questo periodo, si possono creare delle piccole scariche. Tommaso e Francesco erano ben attrezzati, hanno riferito i soccorritori della Guardia di Finanza che hanno svolto il ruolo di polizia giudiziaria e del soccorso alpino di Cortina, portati in quota dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Il corpo del 23enne è stato individuato a 2550 metri di quota. L'eliambulanza ha recuperato anche il fratello rimasto illeso. E sono tante, forse troppe, le domande che in queste ore si susseguono per cercare di dare una spiegazione alla tragedia. Purtroppo ci esponiamo a dei rischi, questi rischi alle volte sono molto importanti e potrebbero anche fare dei danni molto molto grandi. In questo caso è stato un danno fatale, ci stringiamo alla famiglia soprattutto perché sono 2 fratelli. Il corpo di Tommaso Redolfi è stato recuperato e trasferito a valle nella camera mortuaria di Cortina a disposizione della famiglia che è molto conosciuta a Belluno. La zona dell'incidente era particolarmente affollata stamattina. In tanti, viste le condizioni meteo ottimali e la possibilità data dall'ultima ordinanza della Regione Veneto che consente di svolgere attività motoria anche fuori dal comune di residenza, si sono spinti nell'area della Tofana di Rozes, che non è stata l'unica ad essere interessata da fenomeni valanghivi. Alle 11 un distacco di neve importante si è verificato in Marmolada, sopra il rifugio Pian dei Fiacconi, a una quota di circa 3100 metri. Lì, fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.
Coronavirus, c'è il secondo report di giornata della Regione del Veneto con Azienda Zero che parla di 31 nuovi casi di contagio nella giornata di oggi dalle 8 di questa mattina alle 5 del pomeriggio. 0 casi, contagio 0 quindi a Treviso e in provincia di Belluno, 12 casi ciascuna a Venezia e Vicenza, uno soltanto a Verona, 2 a Rovigo, 3 a Padova, 6 i decessi che si sono registrati tra gli ospedali di Villafranca, 3, Sant'Orso 2, un decesso all'ospedale San Martino di Belluno. Diminuiscono i posti letto occupati in terapia intensiva, una unità in meno rispetto alle 8 di questa mattina, meno 13 i pazienti in area non critica. Continua quindi il trend di diminuzione del contagio. E se il virus perde forza è artificiale. Queste le parole pronunciate oggi dal governatore del Veneto Zaia, e il governatore è anche tornato sulle regole per la riapertura dei pubblici esercizi. Se pensano di mettere 4 metri di distanza tra i tavoli, i ristoranti chiuderanno. Posso dire una roba che magari farà incazzare qualcuno? Se perde forza vuol dire che è artificiale. Ragionateci sopra, perché un virus in natura non perde forza con questa velocità. Se perde forza probabilmente potrebbe essere allora un virus artificiale. Commenta così il governatore del Veneto rispondendo alle domande dei cronisti l'affermazione di un ricercatore lombardo secondo il quale il virus starebbe perdendo forza. Zaia affronta la questione precisando che si tratta della sua opinione, non di scienziato. Sono le temperature. Sono il virus che è un virus che si è spompato, magari se ne va definitivamente, non abbiamo neanche la recidiva autunnale, magari, però effettivamente io non, se volete che vi dica la mia personale opinione, ma non di scienziato, io sono d'accordo con questo scienziato. Ma in queste ore è ancora il tema delle riaperture delle attività commerciali ed artigianali a tenere con il fiato sospeso gli imprenditori, ed il presidente della regione si fa portavoce delle istanze interpretando la richiesta al governo di date certe e protocolli certi. È fondamentale che lo si dica ai cittadini. Non possiamo il 17 sera o il 18 dire le parrucchiere e i ristoranti, i bar o le attività commerciali aprono domani mattina, perché non funziona così. Allora veramente appello che faccio io, che si apra, ma in maniera ovviamente programmata, in maniera tale che tutti noi ci sappiamo organizzare. Spero poi che le linee guida siano ragionevoli, che non ci sia qualcuno che applica la sua vena creativa per complicare la vita ai cittadini. La messa in sicurezza è una roba seria, ma deve passare anche a un livello di sostenibilità. Leggo da qualche parte che qualcuno parla di mettere un tavolo ogni 4 metri. Se lo mette a casa sua il tavolo ogni 4 metri. Ma non in un ristorante, vuol dire chiudere tutti i ristoranti. Zaia si aspetta che a ora il Presidente del Consiglio comunichi le decisioni del governo e pubblichi il nuovo decreto. Se poi vuole un consiglio, io farei un bel decreto, un bel DPCM, e dice un articolo solo: si delegano le regioni a fronte della presentazione di un piano alle riaperture, punto. Finito l'articolo. Infine, ancora un appello ai veneti sull'uso delle mascherine dopo che gli sono giunte tantissime foto di cittadini che non indossano il dispositivo. Io parteggio per i veneti, sono colui che pensa che si debba riaprire, lo dobbiamo fare in sicurezza, dobbiamo convivere con questa fase importante, però se abbiamo una ricaduta, è ricaduta purtroppo per tutti, non per pochi. Cioè bisogna richiudere, e sarebbe una tragedia dal punto di vista economico, perché vorrebbe dire richiudere tutte le attività. E Zaia poco fa è tornato sulla natura artificiale del virus, affermazioni le sue che hanno fatto il giro d'Italia. Zaia ha precisato: solo gli scienziati possono sequenziare il virus, vederne il DNA, capire se risulta essere un taglia e cuci, avere frammenti di altri virus oppure essere autentico. Il nostro mestiere è occuparci della salute dei cittadini, che non prescinde dal fatto che informazioni come questa darebbero risposte a molti quesiti di natura anche clinica. Ho solo risposto a una domanda dei giornalisti, spiega il governatore, rispetto al calo drastico del contagio. È indubbio che i fattori possano essere molteplici
e la comunità scientifica spesso non è concorde sulle cause. Cambio delle temperature, l'andamento naturale dei coronavirus che se ne vanno in primavera-estate, la mutazione del virus, un virus artificiale, un'ipotesi quest'ultima tutta da dimostrare che è in capo agli esperti, ha ribadito il governatore Zaia poche ore fa. Nonostante il trend in diminuzione, però, l'emergenza sanitaria non può dirsi certo conclusa. Per questo Azienda Zero è stata autorizzata dalla Regione a emettere un nuovo bando per la ricerca di 105 assistenti sanitari, 105 tecnici di laboratorio, 10 medici di malattie infettive. La scadenza è prevista il prossimo 13 di maggio e sono oltre 1000, per l'esattezza 1087, le nuove unità entrate in servizio in questi mesi di emergenza, oltre la metà con contratto a tempo indeterminato. Per la maggior parte si tratta di professionisti assunti mediante bando. Parliamo di 320 medici, 405 infermieri e 270 OS, 67 i rapporti attivati con professionisti che si trovavano in quiescenza. Il maggior numero di assunzioni è avvenuto all'ULSS 2 Marca Trevigiana, 179, seguita dalla Serenissima, 154, e dall'azienda ospedaliera di Verona, 152. Per il Movimento 5 Stelle però i conti sui decessi non tornano, da qui la richiesta di una commissione regionale d'inchiesta, in particolare sulle RSA. Il primo problema che si troverà a dover rispondere la commissione speciale d'inchiesta è: ma quanti sono? Qual è il numero reale dei decessi avvenuti all'interno delle residenze sanitarie della nostra regione. Per i 5 Stelle in regione i conti non tornano, soprattutto se si guarda al mese di marzo. All'appello mancherebbero circa 500 morti, la differenza tra quelli dichiarati dai report della regione, 511 per l'esattezza, e i 1000 decessi in più registrati dall'Istat. Se nel quinquennio 2015-2019 i morti in Veneto erano 5.098, a marzo 2020 sono stati infatti 6.097. Insomma, sostengono i grillini, il dato reale dei decessi correlati al virus al 31 marzo è stato il doppio di quello dichiarato da Zaia. Da qui la richiesta di una commissione regionale d'inchiesta su quanto successo nelle RSA. Tanti i perché. Perché alcune strutture sono state blindate fino dai primi giorni dell'epidemia e altre no? Perché alcune avevano disponibilità di dispositivi di protezione individuale, altri non ne avevano? Mancanze che ogni giorno vengono spente, però come se fosse gettato un secchio d'acqua sul fuoco da parte del governatore Zaia, che invece continua a far passare il messaggio che è tutto sotto controllo e tutto va bene. Un focus specifico per i 5 Stelle dovrà essere dedicato alla Marca Trevigiana. Da questo rapporto che ha citato Enrico dell'Istat emerge che la provincia di Treviso ha il dato peggiore nel Veneto, e non di poco. Addirittura abbiamo una percentuale di decessi del primo trimestre del 2020 che è del doppio rispetto alla provincia di Padova. Altro capitolo, quello del futuro degli ospedali Covid. Ho chiesto anche in regione che fine faranno gli ospedali Covid come Dolo, Villa Salus e Jesolo dopo l'emergenza, perché siamo sempre stati dalla parte delle strutture territoriali che non vanno assolutamente abbandonate, e quindi dopo l'emergenza bisognerà capire come ripristinare i servizi che si facevano prima. E ci sono anche i numeri drammatici dell'economia, i dati dell'Osservatorio di Veneto Lavoro sul bimestre febbraio-aprile 2020 raffrontata allo stesso periodo dello scorso anno parlano di 60.000 occupati a termine in meno. Se una piccola parte di loro è transitata verso altre forme contrattuali anche a tempo indeterminato, molti sono rimasti senza lavoro. Nel frattempo la CNA del Veneto stima in 3,5 milioni di euro la perdita giornaliera per gli operatori del benessere con il lockdown. E sul decreto in arrivo a giorni, durissime le parole del presidente di Confindustria Venezia Marinese. Gli imprenditori sono veramente sconfortati perché non sono arrabbiati. Io ho ricevuto personalmente in Confindustria più di 900 lettere di 900 imprese che si lamentano di tutto quello che sta succedendo. Le faccio degli esempi proprio concreti, ma di un secondo. Aziende che hanno sedi all'estero che non possono andare all'estero perché non li fanno entrare.
aziende che non hanno ordinative, aziende che non sanno come pagare i fornitori che non vengono pagati perché nel decreto di liquidità non ci sono immediatamente le risorse e perciò ci sono finanziamenti che vengono richiesti ma non vengono deliberati e la garanzia viene rilasciata dopo 60 giorni. Liquidità non immediata che non c'è, le tasse che bisogna pagare, cioè non sono contenti, sono sconfortati ed è più brutto di essere arrabbiati, perché l'arrabbiato in qualche modo combatte per rialzarsi, lo sconfortato a un certo punto si lascia andare. Mi ricordo il primo decreto dei 25 miliardi, dove si diceva che ogni miliardo alimentava 14 miliardi, avevamo show politici di persone del governo che dicevano che la manovra da 25 miliardi aveva un indotto da 300 miliardi. Poi mi ricordo il bazooka dei 400 miliardi dal punto di vista della liquidità, non me lo sono inventato io questo termine, non mi sembra che il bazooka abbia sparato contro gli imprenditori anziché rilanciare la crescita. Adesso facciamo una manovra che non serve a niente, diamo un contributo di 3 mesi alle persone per l'affitto, lo danno ai proprietari, marzo, aprile e maggio. Partono dal presupposto che il 1° giugno il signor Vincenzo Marinese, proprietario di un ristorante, apre e il 30 di giugno è in grado di pagarsi l'affitto, il personale e tutti i costi di gestione. E perciò alla fine lui ha pagato il passato e partiamo dal presupposto che nel futuro riuscirà a pagare tutto. È una follia acuta. E a proposito di bar e ristoranti, il Comune di Padova sta studiando la loro ripartenza, la loro riapertura in tutta sicurezza. Vediamo come. Possibilità di allargare il plateatico, ovvero la propria area di occupazione pubblica, senza richiesta preventiva di autorizzazione, ma in automatico, presentando poi a posteriori la planimetria che definisce le modalità del proprio ampliamento, pur mantenendo ovviamente alcuni paletti per assicurare la fruizione stradale e pedonale degli spazi pubblici e il rispetto delle proprietà private, sconti o addirittura azzeramento della COSAP, l'imposta di occupazione del suolo pubblico. Sono queste le 2 idee su cui sta lavorando l'assessorato al commercio del Comune di Padova per venire incontro a baristi e ristoratori del centro storico profondamente segnati economicamente dall'emergenza coronavirus. L'occupazione di suolo pubblico e quindi la possibilità per bar e ristoranti di avere uno spazio all'esterno è non solo una valvola di sfogo per le difficoltà che evidentemente sta attraversando questo settore, ma è il modo migliore per poter consumare dei pasti al di fuori di casa in sicurezza, perché ovviamente il principio che deve ispirare tutti i provvedimenti in questa fase è quello della tutela della salute. Il Comune attende le linee guida che il Governo sta approntando in questi giorni, sperando che l'apertura dei locali venga anticipata al 18 maggio anziché al 1° giugno, come inizialmente stabilito dal DPCM governativo. La percentuale di allargamento dei plateatici, infatti, potrà essere definita solo quando il Governo presenterà ufficialmente le regole per il distanziamento sociale nei pubblici esercizi, in modo da fare un calcolo proporzionale allo spazio perso. Lo spazio in più il Comune invece lo concederà gratis. Per chi invece non potrà allargarsi per questioni oggettive di spazi, l'idea è quella di offrire uno sconto sulla COSAP. Se lo spazio necessario non può essere recuperato, allora il Comune sconterà quello già concesso. Queste attività potranno in automatico appunto allargare il proprio spazio per evitare di perdere i coperti, ma distribuirli in uno spazio maggiore, e così i tavoli potranno essere sufficientemente distanziati l'uno dall'altro. Ovviamente in condizioni normali un'operazione di questo tipo richiederebbe tutta una serie di autorizzazioni, di procedure molto, molto lunghe anche, però non abbiamo tutto questo tempo per aspettare i tempi della burocrazia normale. E quindi il piano che abbiamo messo in campo vuole proprio snellire tutti questi passaggi dando fiducia ai ristoratori. Inoltre, se il Governo darà le necessarie coperture al bilancio del Comune, l'amministrazione sarebbe pronta anche all'azzeramento dell'imposta per tutto l'anno. Naturalmente, anche per chi non ha concessioni di suolo pubblico ci saranno semplificazioni. Abbiamo palesato tutta l'urgenza assoluta che ha il nostro sistema produttivo e di attività commerciali di riaprire. Cioè prima arriva questa data meglio in assoluto, ed anche con regole che non siano troppo stringenti. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra tutela della salute e capacità di non snaturare certe attività. A chiedere certezze anche i titolari di asili privati questa mattina in sit-in a Marghera.
Siamo venuti per avere risposte, abbiamo cercato di muovere il mondo, però molto spesso le risposte sono state copia e incolla, cioè ci stiamo muovendo, sapete l'emergenza qual è, però effettivamente dopo quasi 80 giorni di chiusura diventa difficile. Difficile far quadrare i conti, ancora più difficile fornire un servizio a tutti quei bambini costretti a casa dalla quarantena e che adesso con la fase 2 hanno visto i loro genitori rientrare al lavoro. Da qui il nuovo grido d'allarme lanciato da molte scuole materne del Veneto che si sono date appuntamento all'esterno dell'unità di crisi di Marghera. È bastato un tam tam sui social per trovarsi in decine, un movimento spontaneo nato da necessità impellenti. Noi abbiamo costi che sono maturati in tutto questo periodo, di conseguenza non sapremo proprio come faremo a ripartire. Più i dipendenti, ok, cassa integrazione, però c'è stata un'integrazione degli stipendi. Le tasse le abbiamo comunque pagate in questi 80 giorni e gli affitti li abbiamo pagati. Anzi, io non ancora perché chiaramente... Però la situazione è veramente tragica. La situazione è davvero difficile, diciamo che questo gesto per noi è un gesto di speranza, che qualcuno ci ascolti, perché non riusciamo più a capire se riusciremo ad aprire le nostre strutture. Insomma, più passano i giorni, più i costi aumentano, minori sono le probabilità di ritornare ad aprire quando ci sarà l'ok di scienza e governo. Ma il futuro comunque è nero perché il rapporto metri quadrati per bambino è destinato a cambiare. La questione non è solo logistica, ma di sostenibilità economica. Vale a dire 1,3 per il nido e 1,5 per le scuole dell'infanzia. Normalmente la legge prevede 1,28 per le scuole dell'infanzia, quindi 1,5 sicuramente il sistema collassa, così un po' anche come al nido. Sicuramente più importante è la differenza, quella della scuola dell'infanzia. Dopo l'incontro con l'assessore Lanzarin, le parole di Zaia, il sostegno della regione è pieno, ma anche qui si dipende dalle determinazioni del governo. Penso che un po' siano state dimenticate queste realtà. E di certo non da noi, però siamo qua, siamo a disposizione, cerchiamo di tenere un canale aperto. Per noi adesso c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo insieme per andare all'aeroporto di Treviso, dove da 2 mesi l'attività è praticamente azzerata, con il paradossale effetto per i battaglieri comitati della zona. L'altro lato della medaglia, l'aeroporto Canova senza voli a causa del lockdown ha letteralmente portato una boccata d'ossigeno alla popolazione che vive a ridosso della pista aeroportuale. Un paradiso temporaneo che i residenti non potevano nemmeno immaginare di ottenere in così poco tempo. Dove non è riuscito il comitato, che denuncia da anni continui superamenti dei limiti di inquinamento acustico e atmosferico, è riuscito il Covid-19. Siamo rinati a vita nuova sia da un punto di vista di inquinamento acustico e di inquinamento atmosferico. È proprio vero, no, il proverbio che non tutto il male viene per nuocere. Il comitato in questi anni si è attivato incessantemente per contrastare il continuo incremento dei voli. Con una pista lunga 2400 metri e larga 45 metri, il Canova è stato costruito in appena 130 ettari, in un contesto fortemente atropizzato. Scuole, abitazioni e persino il Parco del Sile. Anni di dure lotte da parte della popolazione non hanno portato ai risultati sperati. Il 4 maggio residenti e comitato hanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio e ai ministri. Ora più che mai vogliono puntare ad un riassetto del piano nazionale degli aeroporti, specialmente in un momento come questo, ci dicono, perché vi sia un cambiamento orientato verso un sano sviluppo economico realmente compatibile con il territorio, che metta al primo posto la salute. Visto che le autorità nazionali tutte si sono profuse a ribadire per l'ennesima volta la salute innanzitutto, la salute al primo posto, dobbiamo garantire la salute dei cittadini. Bene, che venga escluso l'aeroporto di Treviso nella classificazione di aeroporto di interesse nazionale. A Venezia, ora, dove sono stati individuati dei ladri di barche grazie all'aiuto dei droni. Attraverso il servizio controllo del territorio, che ovviamente il questore intende ringraziare in maniera particolare, abbiamo avuto la possibilità di avere a disposizione 2 team della Polizia di Stato con relativi droni, che sono stati messi in campo proprio per fronteggiare l'esigenza di tutelare beni
mobili a disposizione di eventuali malviventi che volessero approfittare di questa situazione di una minore percezione di controllo da parte delle forze di polizia. E così, dopo le numerose denunce di furti avvenuti nelle scorse settimane, venerdì sera gli agenti della questura hanno intercettato, grazie ai droni e non solo, 2 presunti ladri di 19 e 17 anni proprio mentre salivano a bordo di 2 barchini in un canale secondario nella zona di Campalto. Abbiamo individuato i soggetti a bordo dei nadanti con un'azione coordinata dall'acqua, dalla terra e dal cielo, non solo attraverso i droni, ma anche grazie all'ausilio del reparto volo di Venezia che ha messo in volo il Poli. Siamo riusciti a individuare questi 2 soggetti, a fermarli prima che prendessero il largo con i loro mezzi che montano dei motori molto potenti e che ovviamente, essendo delle piccole imbarcazioni, garantiscono una navigabilità sia nelle acque basse sia a velocità veramente sostenute. Quindi i 2 mezzi sono stati sequestrati. E i 2 ragazzi denunciati per ricettazione con multe per quasi 5.000 euro per guida senza patente e mancanza di copertura assicurativa. Il maggiorenne era già noto alle forze dell'ordine. Nei barchini c'erano vari componenti nautici provento di furto, una coppia di casse audio, una batteria, una piastra salvaspecchio in alluminio per fissaggio del motore, un'elica in acciaio, una tanica di benzina. Da ulteriori accertamenti è emerso che il materiale era stato rubato il 29 aprile a Venezia da una barca ormeggiata a Cannareggio. Le indagini continuano anche sulla base di altre denunce. Anche per questa sera è tutto, adesso ci sono le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Bentrovati al meteo. Ultimo giorno con l'anticiclone, sarà una domenica con tempo stabile, ma una perturbazione arriverà sul fine della giornata. Il dettaglio del 10 maggio. Sul Veneto sarà molto nuvoloso, vedete, con cielo coperto, ma in genere la giornata trascorrerà senza precipitazioni. Nel pomeriggio potremo avere localmente qualche sprazzo di sole anche, ma in serata e in nottata tempo indeciso peggioramento con piogge via via più diffuse. Temperature minime tra 11 e 16 gradi, massime in lieve calo tra i 20 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui condizioni di variabilità atmosferica, cielo a tratti coperto, qualche sprazzo di sole al pomeriggio, ma rovesci nel corso della nottata. Temperature minime fino a 15 gradi, massime tra i 21 e i 22 gradi. Stessa situazione poi anche sul Trentino Alto Adige, anche qui con cielo molto nuvoloso e con tempo in graduale peggioramento. Temperature minime sui 13-16 gradi, massime invece fino a 23 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.